Entra nel vivo la vicenda della nave italiana Ionio. L'imbarcazione è entrata infatti nel porto di Lampedusa e la Guardia di Finanza ha notificato il provvedimento di sequestro. I migranti sono sbarcati tutti ed il comandante, Pietro Marrone, è stato convocato d'urgenza in caserma dalla Guardia di Finanza dell'isola, accompagnato dall'armatore Beppe Caccia e dal deputato di sinistra italiana Erasmo Palazzotto. Fino alle 2 di notte il comandante è stato trattenuto nella caserma. Al momento nessuno risulta indagato. Tutto ciò accade dopo che gli ufficiali delle Fiamme Gialle sono saliti nuovamente a bordo della nave e la Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, con l'ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il sequestro è probatorio e dovrà essere confermato entro 48 ore dalla Procura. Questi sono gli ultimi sviluppi del braccio di ferro sulla Mare Ionio, dopo l'invito del Ministro dell'Interno che ha gridato "arrestateli". Non ha usato mezzi termini il Ministro dell'Interno dopo la prima riunione del tavolo tecnico convocato d'urgenza stamattina al Viminale. Ha detto: se un cittadino forza un posto di blocco stradale di polizia o di carabinieri viene arrestato. Conto che questo accada, ma al momento la procura, diretta da Luigi Patronaggio, si è limitata ad aprire un fascicolo contro ignoti. Ma il tavolo tecnico ha invece evidenziato 2 violazioni della legge Salvini ed è proprio su questo presupposto che Salvini chiede l'arresto del comandante e del capomissione. La Mare Ionio ha disobbedito per ben 2 volte all'ordine della Guardia di Finanza di spegnere i motori. Il mare non era mosso e non c'era pericolo di affondamento. La Mare Ionio era più vicina alla Libia e Tunisia, ma ha fatto rotta verso l'Italia, sottoponendo gli immigrati ad un viaggio più lungo. La nave non ha avvisato Malta, ha disobbedito alle indicazioni della Guardia Costiera libica, un comportamento che dimostra il chiaro intento di voler portare in Italia immigrati clandestini. Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, insiste nel dire che i porti non sono chiusi e i 49 migranti sono i benvenuti. Anche Roberto Saviano è intervenuto sulla vicenda con un tweet. Alla vigilia del voto in Senato sul caso Ciciotti assistiamo all'ennesimo atto da buffone sulla pelle dei migranti.